La crisi da Covid-19 coinvolge salute, politica, economia e lavoro. Per superarla molti governi usano l'intelligenza artificiale. A Speciale TG1 questa sera alle 23:20. Barbara Carfagna. Hi Louise, my name's Dr. L'Inghilterra ha adottato un'app da utilizzare ai primi sintomi per non gravare sul Servizio Sanitario Nazionale. Risponde un'intelligenza artificiale che fa domande mirate. Is your main symptom sore throat? Dall'espressione facciale capisce emozioni e dolore del paziente, fa una prima diagnosi e consiglia comportamenti e farmaci da banco. Se poi si tocca un tasto, arriva la chiamata di un dottore vero, supportato anche lui dall'intelligenza artificiale. Dalla vita quotidiana all'economia, questo superpotere d'ora in poi sarà indispensabile per prendere decisioni. Laszlo Barabasi, fondando la scienza dei network, ha consentito di dare vita a modelli matematici alla base di scelte politiche e mediche. È più rischioso per gli altri chi ha molte relazioni e interazioni, quelli che noi chiamiamo hub. Per quando avremo i primi vaccini, i modelli matematici suggeriscono una scelta impopolare: rinunciare a vaccinare prima anziani e malati. Dobbiamo dunque individuare gli hub, chi lavora negli aeroporti, medici, politici e, in caso di scelta, vaccinare loro prima di tutti. E poi chi ha il rischio di morire. L'isolamento da coronavirus